Avevano pensato di festeggiare la fine della scuola lanciando sassi contro i binari del treno e contro i vetri degli uffici delle ex officine meccaniche nell'area San Marco in Borgo Treviso a Cittadella. A fermare il pomeriggio di vandalismi di una banda di adolescenti sono stati gli agenti della polizia locale del distretto PD 1A, che dopo la segnalazione di alcuni residenti sono arrivati sul posto riuscendo a fermare 10 ragazzi, tutti maschi tra i 13 e i 16 anni. I ragazzi sentiti dagli agenti hanno candidamente confessato che stavano giocando, un gioco che poteva avere conseguenze pericolosissime se nel momento del lancio fosse passato un convoglio, hanno cercato di spiegare loro gli agenti. Al comando in questi giorni sono stati convocati i genitori di ragazzi che per la minore età non risultano imputabili. La banda sarebbe responsabile anche di altri vandalismi, come alcuni imbrattamenti. Per questo nella zona la polizia locale ha intensificato i servizi di controllo.